Oggi purtroppo voglio parlarvi di una scomparsa che ha colpito profondamente il mondo dell'arte. Il 26 ottobre 2024 ci ha lasciato Miriam Scasseddu, pittrice, scultrice e scrittrice di fama internazionale. Miriam è deceduta nella sua abitazione all'età di 97 anni. Una perdita immensa per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e ammirare le sue opere. Molte di esse sono esposte in prestigiose pinacoteche in tutto il mondo, dal bellissimo centro storico di Assisi al Consiglio regionale sardo. Miriam è stata una donna eccezionale, una figura di spicco nel panorama artistico contemporaneo. La sua creatività e il suo talento hanno toccato le corde più profonde dell'anima di chiunque si sia avvicinato alle sue opere. La sua arte non si limita solo alla pittura e alla scultura, ma si estendeva anche alla scrittura. Ha pubblicato diversi libri che sono stati apprezzati sia dalla critica, con le prefazioni di Maria Luisa Spaziani, moglie di Eugenio Montale, che dal pubblico. Il suo impegno e la sua passione per l'arte sono stati riconosciuti nel 2021, quando ha ricevuto una laurea ad honorem per il suo operato. Un riconoscimento meritato per una vita dedicata all'arte e alla sua diffusione. Miriam Scasseddu ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dell'arte. La sua eredità rimarrà per sempre nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e nei suoi capolavori che continueranno a ispirare le future generazioni di artisti. Domani, 28 ottobre 2024, alle ore 15:30 al cimitero di San Michele a Cagliari, si terranno i funerali di Miriam. Saranno un momento di commiato per tutti coloro che l'hanno conosciuta e hanno avuto il piacere di vivere il suo mondo attraverso le sue creazioni. Sarà un modo per ricordare la sua vita straordinaria e celebrare il suo talento e la sua passione per l'arte. In questo momento di dolore e tristezza voglio rivolgere un pensiero a tutti i familiari e a tutti gli amici di Miriam, che possano trovare conforto e forza nei bei ricordi e nell'eredità che ci ha lasciato. Le sue opere rimarranno un testimone del suo spirito libero e del suo straordinario talento che continuerà a ispirare tutti. Concludo questo breve ma sentito omaggio a Miriam Scasseddu sperando che attraverso le sue opere continuerà a vivere per sempre nel nostro cuore e nelle nostre menti. Non dimenticheremo mai la sua generosità e la sua grande umanità. Grazie Miriam, riposa in pace.